Gettiamo le basi, scusa perché allora, se la scelta nucleare è una scelta economicamente, socialmente, moralmente folle, è anche una scelta estremamente intelligente, perché il nucleare civile è strettamente legato al nucleare militare. E sviluppare questo è un po' lungo. Pensate soltanto al fracasso che stanno facendo contro l'Iraq, che vuole mettere le centrali le centrali nucleari civili, che il civile nucleare rende solo se collegato al militare. In un pianeta con le risorse sempre che vanno decrescendo, la scelta è quella del saccheggio sistematico a favore di alcuni. Per cui con questo si spiega, c'è il legame stretto nucleare civile, nucleare militare, aggiungiamo l'altro legame che è il deposito delle scorie in base ai criteri stabiliti a suo tempo dal generale Jean, quello della Socim. Uno dei parametri è zona militare per il deposito delle scorie. Per cui cosa vogliamo? La centrale nucleare a Cirras e il deposito nel poligono di Capofranca, è perfetto. L'altro nome che circola, l'altra località è Barissardo, cielo militarizzato annesso al poligono di Quirra in fase, guarda caso, di enorme potenziamento ed espansione. La centrale non la faranno mai in un poligono, chiariamo questo, perché quando il Cosighetto ci dice non faremo le centrali dentro il poligono, ha ragione. Il terreno di quei poligoni rende tanto perché viene dato in affitto a tutti gli eserciti che preparano le guerre e alle varie multinazionali delle armi, il terreno rende molto. La centrale la fanno vicina e lì ci faranno il deposito, perché questi sono i criteri già adottati. Per cui la scelta è abbastanza pericolosa, anche se da follia economica totale, che ci è stato detto. Io vorrei però richiamare un'altra cosa, che alcune battaglie non dobbiamo mai partire da zero, vediamo di vedere quello che c'è già stato. Il popolo sardo è stato capace di portare avanti una battaglia vincente, perché il progetto di fare in Sardegna il deposito delle scorie nucleari gliel'abbiamo fatto rimangiare noi, popolo sardo, che si è mobilitato. Io qui è semplicemente un episodio che ricordo con molto piacere. Appena si è saputo questo, prima ancora che i giornali ne parlassero, con Sardegna Nazione abbiamo fatto un banchetto in via Roma sotto i portici, i giornali non ne parlavano ancora ed eravamo noi quattro gatti disperati. Cosa possiamo fare noi davanti a questo gigante che ci sta invadendo senza che se ne parli? E un giorno si è avvicinato uno dei vecchietti che sostano in via Roma, a posto di sosta dei pensionati. Gli raccontiamo cosa stavamo facendo. Questo non si è scomposto e dice: dei noi dependeva assai, depende tre su orto, però noi lo intranta. Che aveva dato la soluzione, tranquillo, con una determinatezza. Poi tutte le persone che si fermavano, prima che ne parlassero i giornali, prima che arrivasse la sensibilizzazione, la risposta unanime era: no intranta. E questo siamo riusciti a fare. Poi certo, questa sensibilizzazione c'è, non è un caso che Cappellacci sia costretto a dire niente centrali nucleari in Sardegna. Qualcuno prima di lui è stato costretto a dire niente basi militari in Sardegna, poi ha fatto esattamente il contrario, ha dato tutti gli ok per il potenziamento di Quirra, perché sanno che hanno un elettorato, hanno un popolo che queste cose non le vuole, da cui è l'auto-organizzazione del trascinarci, certo, anche tutta la classe politica, come l'avevamo stanata la prima volta. Cioè siamo capaci di battaglie vincenti,
Se la potente marina di guerra degli Stati Uniti è andata via dalla Maddalena, questo è un discorso lungo che va affrontato, loro ammettono che in Sardegna c'era un clima ostile. Questo clima ostile è stato creato da aziende del bed and breakfast che prendevano posizione, cantine sociali che si pronunciavano contro la base atomica. È stato creato da un'insurrezione di popolo, che non siamo molto visibili, non siamo l'esercito contro l'esercito schierato in piazza. Noi funzioniamo perché siamo un popolo numericamente non competitivo, riusciamo a funzionare, abbiamo sempre funzionato, a mo' di esercito di sciamme di zanzare che è incominciato a pungere tanto da costringere gli Stati Uniti a tagliare la corda. E ripeto, questa è una grossa vittoria del popolo sardo, che però siamo sempre abbastanza capaci di farci scippare tutte le vittorie e di sentirci sempre inadeguati. Vogliamo cominciare a pensare che quando il popolo si mobilita non c'è potenza che possa resistere. L'abbiamo dimostrato 2 volte. Questa sarà la terza, sarà impedire l'eolico, perché la testa d'Ariete per poi imporci il nucleare. Se riesce a passare l'eolico hanno la garanzia che poi ci possono far passare il nucleare. C'è questo tipo di consapevolezza, siamo in grado di vincere, l'abbiamo già fatto